quarta edizione per Gluten Free, che si svolge a Rimini dal 14 al 17 novembre e apre con un più 57% rispetto ai volumi della precedente edizione. È il punto di riferimento principale per il settore, in quanto è l'unica fiera specializzata sull'argomento senza glutine. Le novità di questa edizione sono principalmente due: la certificazione ISO ottenuta tramite Accredia e il patrocinio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Questo passaggio segna un traguardo importante per la manifestazione, che si consolida come punto fermo e di riferimento per il mercato dell'alimentazione senza glutine. Il polo fieristico di Rimini ospita per l'occasione una serie di appuntamenti e di convegni, tra i quali 60 show cooking rivolti anche al mondo della ristorazione, laboratori e 35 conferenze e seminari organizzati per un approfondito aggiornamento sul tema. Interessanti sono le tavole rotonde che vertono sui temi chiave come l'etichettatura dei prodotti, il viaggio in Italia e all'estero senza glutine, come e dove trovare liste di strutture che forniscono alimenti gluten free e come orientarsi per un'alimentazione in linea con queste esigenze. L'alimentazione senza glutine per gli adolescenti. Altro tema importante affrontato durante gli incontri di aggiornamento e formativi è rivolto all'industria della ristorazione e del retail, alla grande distribuzione, con l'obiettivo di inserire il gluten free sempre più all'interno della quotidianità alimentare. La pizza è un alimento che rientra nella quotidianità di tante persone. A Gluten Free si svolge il campionato europeo di pizza senza glutine, organizzato dalla rivista Pizza e Pasta Italiana, riservato a tutti i pizzaioli professionisti che presentano pizze fantasia ma rigorosamente senza glutine. L'obiettivo alla base di tutti gli incontri è proprio quello di passare il messaggio anche alla ristorazione e alla grande distribuzione che una cucina senza glutine può essere ricca di gusto. Sempre più incentivato sarà anche l'utilizzo di prodotti e risorse naturali. Saranno presenti piatti cucinati con farine di riso venere, paste preparate con curcuma, aloe, canapa sativa, carboni attivi, quinoa, amaranto, miglio. Novità è l'introduzione di un cereale tipico dell'Etiopia e dell'Eritrea, si chiama teff. È fatto di piccoli chicchi ed è ricco in nutriente, dal sapore delicato. I prodotti più consumati come la birra e anche la nota piadina romagnola si possono produrre senza il glutine. Più fantasia e più spezie dunque per un'alimentazione ricca di gusto e senza glutine.